Quest'oggi insieme a me si cucina la carbonara. Andiamo subito a fare spesa, perché senza la spesa non potremmo fare la carbonara, non potremmo mangiare senza la spesa, ovviamente. Guardate che ci sta, guardate che ci sta, guardate. Mio nipote, andiamo tutti quanti insieme. Via! Dobbiamo fare un po' di spesa, andiamo per sparagnare un pochino, ovviamente andiamo alla deco. Alla deco io tengo un po' di conferenze, siccome non poteva mancare, facciamo il traffico italiano, guardate. Prego, pazzo, prego, pazzo. Allora, stasera facciamo una bella carbonara. La carbonara che facciamo questa sera, ci mettiamo dentro il guanciale. Dobbiamo prendere il guanciale buono, se no viene una mezza chiave il guanciale. Poi cosa prendiamo? Gli spaghetti con i buchi, con i fetilli. Perché quelli là spaghetti normali non vanno bene. Mettiamo nella carbonara, mettiamo 4 uova. Facciamo più, diciamo, si fa la cosa più a crema, capito? E poi diciamo che sta mancando mezzo spazio in traffica. Amici, se vedete bene, qua sto finendo la benzina, sto rimanendo quasi a piedi. Qua diciamo io ho fatto la mia infanzia, quanti strascini, vedete quella fontana là? Vedete qui c'era una fontana tanto tempo fa, vedete qua? C'era una fontana che non c'è più, non mena più l'acqua. Sai quanti sciambaggi fatti i compagni miei cantini, mamma mia? Me ne viene la mattina tanto va a dirmi una caga pinta all'acqua. Amici, però se vi piacciono questi video, vi porto in giro con me, fatemi sapere che spazio. Cioè, lasciate un commento, mamma. Ti sto guardando che tu stai in macchina, bella Carolina, mi piace assai. Commenti se da commentare, che spazio, non commentate, non lasciate un mi piace, ma poi non siete neanche iscritto al canale mio. Ma fatite proprio i cacca, fatite. Allora, ci serve il pecorino, questo qua, togli tanti a cazzo, togli questo, qua l'ho già pigliato. Prendo questo, uno, e prendo questo qua. Quante ne devo prendere? 2 di pecorino, ok, prendiamo questo. Allora, come guanciale dobbiamo prendere questo qua che è meglio, questo qua, vedete, questo deve essere bello guanciale. A questo punto dobbiamo solo prendere l'ova. Prendiamo questa ova qua, non voglio buttare niente, io butto tutto a terra. Siamo tornati da fare la spesa, allora ora vi faccio vedere quelle che abbiamo comprato e così cominciamo con la ricetta, vai. Abbiamo comprato, amici, un po' di uova, c'è pure mio nipote, con mio nipote, saluto, ciao. Abbiamo comprato le uova perché servono le uova. Questo formaggio qua è molto importante, questo lo dobbiamo smescolare con quest'altro. Abbiamo comprato il pecorino romano, che il pecorino romano è pure importantissimo per fare la carbonara, e poi abbiamo il guanciale. È terminato qui l'ingrediente. Adesso mettiamo mano. Tagliamo il guanciale, spazziamo l'anno giusto sto cosa. Eccolo qua, questo mi chiama cosa non a me oggi. Ecco qui il guanciale, vedete? E lo tagliamo, come si tagliamo? Ok. Un po' di difficoltà improvviso. Allora ragazzi, dobbiamo togliere tutte queste cose, vedete tutto qua intorno? Dobbiamo togliere la scorza. Io non sono tanto pratico, diciamo che io solitamente vado al ristorante quando vengono così soldi. Ok, abbiamo quasi fatto. Una volta abbiamo tagliato i guanciale, abbiamo tolto la scorza, adesso ci è rimasto solo questo e facciamo i piccoli cubetti. I cubetti facciamo tipo così. E uno, allora, leve cosa alla cantò! Questo malandrino. Lieve d'acqua. Come spazio metto questo. Adesso amici mettiamo a cuocere il guanciale. La scorza la leviamo, questa qui la togliamo e lo mettiamo il guanciale qui dentro. Non se ne scende, dobbiamo un po' schiavicarci le mani. Ok, adesso fuoco lento. Fuoco lento, mettiamo a fuoco lento la festa, come si chiama chi? Sta troppo attaccata, amici, non può stare vicino, si appiccicano, quindi quando vedete il guanciale così attaccato lo dividete in modo che si cuoce per bene. Questo dillo su azzeccato a casa, sui fidanzati pronto. Con la cucchiara? Mi aiuto con la cucchiara. Oh, l'ho separati, si erano azzeccati. E questo lo lasciamo a fare. Nel frattempo, adesso è arrivato il momento di mettere le uova, così. Però quando lo schiattiamo dobbiamo mettere... Non si rompe. Allora a questo punto io ho la cuoca a fianco a me che mi dice come devo fare. No, cosa devo aprire solo. Oddio, è molto difficile. Fallo tu con le mani, vai. Guardate come si fa, amici. Si arapa l'uovo, si butta il resto. Vedete? Si butta il resto. Si butta il resto e si butta la pallina lì dentro. Mo tu trovo facendo, fallo tu quando tu. La palla si butta E solo questo lo mettiamo lì dentro. Allora, quindi sono 4 ove e mettiamo a occhio un poco di questo formaggio, un poco di quest'altro e un poco di pepe. Ma vuoi vai, vuoi chiama?
Che poi mettiamo pure un po' di pecorino perché il pecorino è romano. Ui. Ui. Vedete? So questo e ora faccio con la forchetta a votare. Dovete votare così. Fin quando non diventa quella crema cremosina, cremosa. Che io non la vedo questa crema, però diciamo man mano quella esce. Vedi? Un po' zeccoso, anzi là. Un altro uovo. Serviva un altro uovo perché mi si era seccato un po' tutte cose, era messo troppo formaggio, però si è risolta la situazione. Vedete come viene bella questa crema? Poi ci vanno un cucchiaio di acqua a pazzica, un cucchiaio di questo e diventa un po' più scioglimento. Si scioglie un poco, capite com'è la situazione? Nel frattempo qua stiamo frivendo il guanciale che deve cazzare il zucco. O zucco pozzo, poi in da pentola, come si chiama là? Adesso lanciamo la pasta, no, non è che la lanciamo, la buttiamo, abbiamo preso sempre i rigatoni. Quindi prendiamo non so quanto, ne faccio in misura a mano. Faccio in misura a mano, faccio tipo così, aspettate. Prendo così e li lancio. E un rigatone, sì, bucatino, mi sembra di sempre giù. Va bene amici, vi faccio vedere, ho messo la pasta, diciamo, vediamo se è cotta, mi spazziamo cose. Direi che può andare, studiamo queste cose. Adesso vi faccio vedere il risultato finale Instagram da carbonara. Guardate che è successo, mamma Carmen. Guardate che cazzo fatto con l'aiutante mia. Incredibile, voglio ma la verità la crema. Guardate qua. Guardate sto guanciale. Guardate a chillo, guardate da sagno in casa. Senti a zia. Senti a zia. Maronna mia, non ero per me. Tu senti che sta tanto. Senti su lì. Lei non fa uscire. Sinala con coppa. Adesso assaggiamo amici. Insieme. Ci vuole sopra un po' di pecorino. Ci vuole. Togliamo questo. Allora, pecorino sopra ci vuole. Importante. E adesso assaggiamo un bucatino. Così. Lo arrauliamo. Così. E lo mettiamo in bocca. Quando già venite a casa vostra non dicete esagerato amici. Quando volete che già venite a casa vostra ci vengo. Mi date una cucciarella di soda non stanno problemi. Vi cucina tutta la famiglia. Che forse sta zitta, bella e buona. Tu ya sta zitta, ne parla a mezzo. Io mi gusto questa carbonara. E noi ci becchiamo nel prossimo video. Ciao!